Vuoi tu prendere come legittima sposa la qui presente Maria Teresa secondo il rito di Madre Chiesa? Vuoi tu prendere come legittima sposa la qui presente Maria Teresa secondo il rito di Madre Chiesa? Madre Chiesa? La vuoi prendere come legittima sposa la qui presente Maria Teresa secondo il rito di Madre Chiesa? Sia nel bene che nel male, che a mezzogiorno ci avrei un funerale? Non è che c'ho dei dubbi o c'ho un ripensamento, so pochi 18 anni di fidanzamento. Bisogna maturare e non avere fretta, che dopo il matrimonio non sai cosa ti aspetta. Teneva 12 anni quando l'ho conosciuta e somigliava in piccolo Maria Teresa Ruta. Mo che ne tiene 30, come se è fatta chiatta, se ci metto la barba pare Giobbe Covatta. Giobbe Covatta. Sarà il vestito bianco, sarà l'acconciatura, ma questa prima notte mi fa un po' paura. Se disgraziatamente mi viene un po' d'angoscia, che mi prendo il tranquillante e allora mi si ammoscia il tono muscolare, come l'ultima volta che l'ha voluto fare con la panna della torta e mi è rimasta muta. 3 ore di odissea, la panna era scaduta. Madonna che diarrea! Nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, prenditi a queste e portatela via, che è mezzogiorno meno un quarto, e chi te è morto. Se pensa che mia suocera non vuol lasciare la figlia, e porta anche il marito, facciamo la quadriglia. Poi c'è il fratello, è un cane campione di bellezza, si credono che è un aschi, ma quella è una schifezza. Ora che finalmente c'ho un posto di lavoro, che faccio? Lo stipendio lo porto tutto a loro. È vero che ho vissuto un po' di tempo là, sì, ma che sono 18 anni di ospitalità. Mangiare, sigarette, i soldi per le spese. In fondo gli costavo 2-3 milioni al mese. E mo secondo loro mi devo sdebitare. E da un momento all'altro mi trovo sull'altare, col pantalone grigio, la giacca, la cravatta, e questa che somiglia sempre più a Giobbe Covatta. No, questa è una fissazione, questa è tale e quale a Giobbe Covatta. Se penso che mio suocero al servizio dello Stato ha fatto una carriera quasi da magistrato, la macchina blindata, la scorta, ma ho capito dove pigliava i soldi la figlia del pentito. E se lui si è pentito, lo posso fare anch'io. Lui con il magistrato e io davanti a Dio. Vuoi tu prendere Maria Teresa come legittima sposa? E quella santa donna, la nonna, che pazienza, per tutta la sua vita a far beneficenza, un unico interesse, il suo comandamento è dare i soldi a tutti al 103%, e mi fa stare male, da anni mi ricatta, o pago la cambiale o mi sposa Giobbe Covatta. No, questa è la clonazione di Giobbe Covatta. Legittima sposa. E poi c'è anche il fratello che si chiama Salvatore e che si è messo in testa di fare il cantautore. Ha scritto una canzone dedicata alla ragazza. Vi dico solo il titolo: il totono è la cozza. 24 ore al giorno sempre lo stesso pezzo. Il totono è la cozza, il totono è la cozza. Una chitarra elettrica a 100.000 watt. Ma vattene a fanculo che la nervatura scatta. E allora dico basta, sì, mi sono ravveduto. Faccio il colpo di scena all'ultimo minuto. Ormai il dato è tratto, pigliatevi i regali, il braccialetto d'oro, lo stereo, gli stivali, la giacca di montone, gli occhiali, il cellulare, il Rolex, la Ferrari, la villa a Praia Mare, i soldi a Monte Carlo, i buoni del tesoro, i botti CCT, i CCT. Ma dentro c'ho un orgoglio. E allora dico: Madre Chiesa? Sì, la voglio.